Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, è stata un'estate lunghissima, calda, un'estate calda, ma guarda mai, non è successo niente, però è stata un'estate di attesa perché non vedevamo l'ora di ricominciare. Napoli-Verona, ancora Napoli, no, basta, Napoli-Venezia, siamo in pieno prepartita e la vigilia, e quindi benvenuto Giuseppe Campaniello, prima di tutto, come l'ho detto napoletano, proprio Napoli, Campaniello. Benvenutissimo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, e quest'oggi ci facciamo questa chiacchierata con il mitico Alessandro Catto, che si occupa di Fiorentina ma si occupa anche di Venezia, conosce la squadra nel profondo perché l'ha seguita anche l'anno scorso in Serie B e ci fa capire ancora quali possono essere le insidie, perché noi l'abbiamo guardata con i nostri collaboratori, ma non basta, dobbiamo sapere dall'interno, perché potrebbe essere che insomma c'è il trequartista che si può pigliare a bobotta come marcatura, e quindi ascoltiamo tutti insieme. Prima di ascoltare però volevo farvi dei complimenti, perché poi al di là lasciate il like per voi stessi, sai, voi fatti, fatemi un applauso da soli, bravi, no, veramente i complimenti, perché per la qualità dei vostri commenti. Io veramente, quando parlo di community, a parte insomma l'affetto, si è creato un rapporto veramente di amicizia con la maggior parte di voi e va benissimo, però io ci vedo proprio, io vado oltre e leggo proprio una competenza e uno stile, ecco, c'è uno stile, l'amico Bellino ha uno stile e si riconosce ed è diverso veramente da tutti gli altri. Ci vediamo a fine video, vi devo dire una cosa importante a fine video, perché vi devo parlare della formazione del Napoli, quindi prima Alessandro e poi riprendiamo la parola, vai. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Amici bellini, ci siamo praticamente in vigilia, e chi se non il mitico Alessandro Catto per parlarci un po' del Venezia, anzi di mitico, io direi nostro, benvenuto, anzi bentornato Alessandro. Ciao Valerio, ciao a tutti i tuoi utenti, al tuo canale, è un piacere essere qui tuo ospite. Amico mio, come va? Come è andata questa estate? Ti sei soddisfatto dei movimenti che ha fatto il Venezia? Ti aspettavi qualcosa in più? Parere generale. Ma allora, diciamo che sono arrivati tanti giocatori, questo è fuori di dubbio, no? E sono arrivati tanti giocatori giovani, magari poco conosciuti. Proprio l'altra sera ho parlato anche con il buon Bressan, Mauro, che è un ex giocatore del Venezia. Quello famigerato della rovesciata, una delle rovesciate. Esattamente, e lui ha spiegato giustamente che il Venezia non è che abbia risorse di primissimo piano, deve stare attento, diciamo, a costruire una squadra competitiva per la Serie A, cercando di fare scouting, cercando di andare in giro per l'Europa a trovare, anche per il mondo in questo caso, perché se si vede tanti giocatori sono arrivati dall'MLS o da campionati magari di secondo piano. Qualcuno è interessante, perché per esempio Busio, che non credo giocherà contro il Napoli, è un giovane sicuramente interessante che è stato anche seguito da grandi squadre in passato. Sigurdsson è comunque un giocatore di esperienza internazionale, ha giocato con il CSKA a Mosca, può dare qualità. Ci sono elementi validi che vengono dalla B, come Forte, come Johnson, sicuramente anche Di Mariano. Tra l'altro Forte e Di Mariano sono due ex Juve Stabia e quindi ritornano a casa domenica, no? Però ecco, credo che a questa squadra qui manchi ancora qualche elemento di esperienza, specialmente a centrocampo. Manca forse qualcosina in ogni reparto, e se possibile qualcosa di esperienza. Quindi stiamo facendo i conti, secondo me, con una realtà che si trova in Serie A, non dico per caso, per carità, perché comunque l'anno scorso è stato un ottimo campionato, l'allenatore è ottimo, ci sono ottime individualità, però un attimo secondo me serve il tempo di amalgamare, serve il tempo per tutti i nuovi arrivati di capirsi, e magari una mano dal mercato, ecco, io dico questo. Quindi un qualche colpo last minute, come un pochino anche tutte le squadre stanno cercando di fare, sperando di prendere per il collo qualcuno. Insomma, è una situazione generale, generica in tutta la Serie A. Esatto, però diciamo è un po' più sentita in una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata quinta in Serie B, quindi insomma c'è di che fare, ecco. Chiarissimo. Come siete arrivati quinti in Serie B? La domanda nello specifico è Zanetti è un allenatore che predilige un gioco d'attacco, preferisce avere
possesso palla, 4-3-3 ma anche 4-2-3-1, ho visto la possibilità del trequartista domani, facci un po' sapere tatticamente. Allora, il 4-2-3-1 è stato usato più nella prima parte di campionato dell'anno scorso. Zanetti è più orientato al 4-3-3 o il 4-3-1-2. Okay. In questo precampionato qui si è spesso visto questo tipo di modulo. Sì, è un allenatore che comunque cerca il gioco, cerca il possesso palla, cerca comunque una squadra che attacchi, una squadra anche veloce, una squadra rapida, un po' come Italiano alla Fiorentina, per esempio, Okay. no? Questi allenatori comunque che cercano di costruire una squadra con personalità, con una loro identità. L'allenatore è molto interessante da questo punto di vista qui, e anche in Serie B l'anno scorso si è visto. È stata anche un'impostazione che ti ha permesso di affrontare delle grandi a viso aperto e senza paura, facendo anche risultato. Cioè, penso non solo alla semifinale playoff con Lecce, ma anche per esempio a quel 4-1 storico a Monza, tutta una serie di ottimi risultati che sono arrivati anche contro squadre più quotate. Questo sicuramente sì, però quando giochi per salvarti, poi ripeto, serve anche gente di categoria, gente tignosa, gente insomma che abbia una sua conoscenza della Serie A. Chiaro, chiarissimo, quindi ci possiamo aspettare un Venezia un po' più attendista nei confronti del Napoli. Andiamo proprio nel vivo della partita, perché insomma il Napoli deve giocarsela per vincere senza dubbio in casa. Non so se aspettarmi un Venezia che aspetta e vuole ripartire, o se per caratteristiche comunque vorrà giocare. Allora, io mi aspetto un Venezia che gioca, nel senso, l'idea e l'obiettivo dell'allenatore sono sicuro sia questo. Cioè quello di non scendere in campo a difendere il risultato, a fare barricate e via dicendo. Okay. Io ho visto la partita contro il Frosinone in Coppa Italia e ho visto un Venezia che ha per larghi tratti di partita anche a volte sofferto il Frosinone. Cioè sembrava fosse il Frosinone a fare la partita in certi tratti e il Venezia a subire. Ma non è stata una cosa voluta. È stato un atteggiamento, è stata un risultato dell'ancora scarsa amalgama che c'è, magari carichi di lavoro pesanti, però nel medio-lungo periodo l'obiettivo sarà quello di avere una squadra che comunque ci prova, che comunque prova a giocarci. Bisogna vedere se col Napoli questo già si riuscirà a fare e a che prezzo, perché comunque andare a giocare a viso aperto a Napoli può essere difficoltoso. Però penso che l'intento sicuramente sarà quello. Bisogna vedere se sarà possibile, ecco. Beh, chiaro, poi il campo, la palla rotola e rotonda molto spesso, e quindi anche le palle a volte, però Allora Alen, in chiusura, qualche nome che insomma, come hai detto tu, sono arrivati anche molti giocatori che non conosciamo, non familiari per noi. Ovviamente De Venezia noi conosciamo Caldara, che viene a portare la sua esperienza in difesa. A centrocampo mi hanno segnalato Fiordilino, che è entrato nel secondo tempo durante la partita della Coppa Italia e ha dato una grossa mano anche in fase di costruzione. E poi conosciamo Forte, ma perché io seguo te su Instagram fondamentalmente, quindi per questo le vicende ci fanno sapere. A quanti follower è arrivato Forte? Che stava... Forte ha avuto un bel successo, diciamo. È stato un buon acquisto, è stato assolutamente un buon acquisto. Io infatti avevo costruito anch'io un mio Venezia calciomercatistico, è un giocatore sul quale io punterei. Cioè, piuttosto, se devo scegliere, adesso vedo per esempio che il Venezia sta cercando un centravanti, sta cercando acquisti offensivi, ma io, avendo Forte davanti, tutto sommato un po' al sicuro lo sono. Andrei più a centrocampo e dietro, semmai a fare acquisti proprio come hai citato giustamente alla Caldara, che è un altro che contro il Frosinone ha fatto un'ottima impressione. Ecco, è proprio quello che serve, quel tipo di giocatore di esperienza, non per forza vecchissimo, però che ha quel tipo di tigna lì. E a livello di giocatori da tenere sott'occhio, come mi chiedevi, sicuramente io ti posso mettere Johnson, che è un giovane di scuola Ajax che già l'anno scorso ha fatto molto bene, Aramu, che comunque anche l'anno scorso in Serie B è un trequartista che il piede ce l'ha non da B, più da A che da B. Bisogna vedere Mazzocchi al rientro, ma col Napoli non credo ci sarà, vediamo. Comunque un altro esterno interessante, è stato il migliore esterno basso della B, è stato eletto. Caldara, per l'appunto, che col Frosinone ha fatto bene. C'è anche questo Perez, ecco, prima si parlava di Fiordilino, ma a me è dispiaciuto meno Perez, devo dire, che è capitano della nazionale israeliana. Se si affina un attimo, se anche lui capisce tatticamente dove
inserirsi può avere un ottimo impatto. E poi c'è Di Mariano comunque, che magari subentrando il suo lo può assolutamente dire. Io veramente non ti posso chiedere di più, perché noi ci stiamo preparando a questa prima di campionato e dobbiamo sapere tutto in anticipo se è possibile, e quindi ti ringrazio tantissimo. Qualche puntatina finale, giusto, qualche scoop che ti viene in mente, anche in generale, non solo del Venezia? Ma guarda, sono curioso anch'io di vedere questo Napoli di Spalletti, nel senso che ha fatto un calciomercato abbastanza, non lo so, dimmi tu che cosa ne pensi. Di fermo, no? Una sorta di immobilismo forzato, ecco. Esatto, ha fatto un po' come Majorana, che si è appartato, capito? E però alla fin fine è anche vero che la squadra, visto che l'obiettivo è quello di lottare per la Champions, l'anno scorso per me il Napoli aveva una squadra da terzo posto. Quest'anno con un po' di rafforzamento delle altre, ma poi parliamone, perché non è che tutte si siano rafforzate, hai ragione, appunto. Hai ragione. Bene o male la squadra per cercare di andare in Champions ce l'hai, sarà molto difficile, però sono curioso di vedere Spalletti, che fa del 4-2-3-1 comunque la sua scuola, prendere in mano questo Napoli che il 4-2-3-1 l'aveva fatto l'anno scorso con fortune alterne, diciamo con Gattuso, e specializzarlo. Ci sono giocatori che possono veramente dirla loro. Poi non so se ti ricordi quando parlavamo anche di Gotti, che era uno che magari e Spalletti alla fine, sto Napoli che non compra, che è lontano dai riflettori, che fa le cose per conto suo, che per un'estate non fa parlare di sé per acquisto e cessioni roboanti, magari può essere un underdog, una squadra interessante da valutare, perché no? Vedi? È importante confrontarsi con realtà anche delle altre squadre, perché noi siamo un pochino preoccupati. Il 4-2-3-1 verrà un pochino delayed, come si dice, ritardato più in là nella stagione, perché si comincerà con lo bot centrale, regista basso, e quindi vedremo agire le mezze ali. Siamo ancora un pochino un'incognita, però i giocatori come c'erano l'anno scorso ci saranno anche quest'anno. Io sto portando avanti una teoria, quella del mazzo. Serve un po' di mazzo in questo campionato, un po' per tutte quelle 7 sorelle, perché non basta avere i giocatori, serve un pochino di fortuna. No, ecco, tu hai detto giustamente che ci vuole del mazzo, c'hai ragione, anche perché ci sono tante squadre in quelle posizioni che lottano, Atalanta, Roma, magari anche la Lazio, Milan, sono tutte comunque in un gruppone dietro a Juve e Inter, per me, in cui tutte si giocano questi 5-6 posti residui. Senza considerare un'eventuale sorpresa tra Verona, Fiorentina, che qualcuna romperà i coglioni a qualche altra sicuramente. Esattamente. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo, invito tutti gli amici bellini a passare sul canale di Alessandro Catto, che trovate in descrizione o probabilmente anche come link all'interno del titolo. Ale, buon campionato, ci vediamo presto. Buon campionato a voi, grazie mille e un caro saluto. Allora, amici bellini, nel ringraziare Alessandro per la piacevolissima chiacchierata, è uno dei nostri, è un nostrista, il nostrismo di Alessandro Catto, andiamo con un Ambrabam a parlare un attimo della probabile formazione, plausibile formazione del Napoli, che si dovrebbe schierare così. Ho messo questi due nomi, ma più che altro dei sostituti, perché secondo me nel secondo tempo li potremo vedere senza alcun dubbio, e quindi Meret, pare che Meret sia confermato in porta, vediamo quanto durerà, se sarà lui. Di Lorenzo Rachmani, perché Manolas non avrà probabilmente recuperato al 100%, Koulibaly inamovibile, e si parte con Mario Rui, che vi piaccia o meno si partirà con Mario Rui. Bobotta, io qua l'ho messa a 4-3-3 perché questo ci ha fatto vedere Spalletti ultimamente, perché credo che Fabian non sia ancora pronto per fare il secondo a fianco allo Botka, ma se ci sarà un trequartista specialmente che si prenderà la marcatura del nostro regista, qualcuno si dovrà abbassare a turno a dare una mano, altrimenti quando Lobotka sarà marcato, Koulibaly o Rachmani dovranno cercare i trequartisti tra le linee con lanci diretti, rasoterra se c'è lo spazio, o anche una pala alta per Osimhen che poi permette gli inserimenti degli altri giocatori. Dopodiché non credo ci saranno dubbi, dovrebbe partire Politano, anche per una questione di meritocrazia, che ha lavorato tanto. Insomma, Lozano è recuperato, però questa è la notizia, e quindi un Lozano
Lozano più cattivo quest'anno, c'ha il coso sfregiato, quindi bravo ragazzo Lozano. No, quest'anno cattivo, sarà importantissimo, si punta molto su Osimhen e su Lozano per la velocità, per l'imprevedibilità, e cerchiamo di fare punti subito, di fare tanti gol, perché è importante dare devi dare una testimonianza, un segnale, ecco, devi dare subito un segnale al campionato che il Napoli c'è e che può e che vuole lottare per questo posto tra le prime 4. Sono 7 squadre, ragazzi, per 6 posti fondamentalmente, non sarà facile, qualcuna potrebbe rimanere fuori, è un problema, vediamo chi è più in forma adesso, vediamo chi resisterà a lungo, gli infortuni, lo sapete come funziona. Però i complimenti che vi volevo fare prima, lo stile degli amici Bellini, veramente siete straordinari, e se siete arrivati fino alla fine di questo video siete 2 volte straordinari, e capiatemi, che praticamente domani, visto che io già fatica e quindi ci sarà probabilmente una problematica, tenete d'occhio Canale 21 sulle vostre TV, perché potrebbe esserci un pre-partita con Valerio Fluido da New York. Tenete d'occhio, perché è una novità, è una cosa che probabilmente si riuscirà a fare dopo il pre-partita. Io poi a fatica, quindi poi ci sarà, non posso farmela live insieme a voi, non so se avrò tempo di andare subito live dopo la partita, perché sarò in pieno soundcheck probabilmente, ma ovviamente ci sarà la mia reaction anche dalla macchina mentre guido, insomma lo saprete, per se me la sento per radio, oppure se mi organizzo con la Paramount Plus per guardarla dal telefonino, in qualche modo la guarderò, e il giorno dopo ci sarà l'approfondimento tattico che non può mancare. Posso anche non dormire più da qui alla fine del campionato, ma farò conciliare musica, lavoro e calcio e voi, perché voi siete bellini e meritate tutto questo. Da New York Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, dai, alla fine chi manca Manolas, manca Demme, ma bene o male questi sono, dai ragazzi, piano, magari sul lungo è complicato, però adesso facciamo le cose che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline. Io mi ricordo come mi chiamo.